Si sente? Sì. Perfetto, allora iniziamo. Mi alzo che così crea un po' di movimento e di attenzione anche, ma spero che comunque l'argomento sia di interesse, visto che fate un linguistico. Oggi vi parliamo di EURES e di come riuscire a lavorare in un paese dell'Unione Europea attraverso il nostro servizio EURES. Perché ve ne parlo io e perché ve ne parla Anna? Io sono Jessica Bedo e lavoro al Centro per l'Impiego di Padova. Sono quindi un operatore del mercato del lavoro. Anna è la mia collega, lei appunto arriva dalla provincia di Belluno, anche lei è un operatore del mercato del lavoro, quindi entrambe lavoriamo nei servizi pubblici all'impiego. Siamo anche però consulenti EURES, cioè all'interno della nostra formazione c'è una parte che riguarda appunto il servizio EURES ed è per questo che oggi siamo proprio noi a venire qui a parlarvi di questa rete. Allora, io direi di appunto iniziare e di spiegarvi un attimo che cos'è EURES. EURES intanto è un acronimo, come potete vedere, è l'acronimo proprio di European Employment Services, cioè noi siamo persone che compongono questa rete e che fondamentalmente lavoriamo per i servizi pubblici all'impiego di tutta Europa. Quindi in Regione Veneto noi siamo incardinati in Veneto Lavoro, gli altri operatori di tutta la rete lavorano nei servizi pubblici all'impiego del proprio paese. Cos'è la rete EURES? È una rete che supporta la mobilità professionale attraverso proprio un servizio di incrocio domanda-offerta di lavoro. Aspetta un attimo, ti chiedo di tornare indietro un attimo, ecco, e questo incrocio noi lo vedremo poi attraverso il portale che è il nostro strumento di lavoro. Poi appunto noi in Europa siamo effettivamente molti operatori, quindi circa 1000 per tutti i paesi dell'Unione Europea, e noi siamo in Italia incardinati dentro ANPAL come coordinamento nazionale. Dietro qui c'è lo stand di ANPAL Servizi, se non lo conoscete, poi potete comunque passare, vi diamo un po' di materiale informativo. Ecco, adesso io direi di passare, ecco. Quello che noi vogliamo farvi capire attraverso questa slide è che il servizio della rete EURES è in comunicazione, è un servizio che va attraverso appunto una comunicazione tra i nostri consulenti EURES, quindi noi che lavoriamo in tutti i servizi pubblici all'impiego europei, e che mettiamo le informazioni e comunque diamo i nostri servizi, utilizziamo i nostri servizi attraverso il portale EURES. Allora, il portale si chiama in questo modo, però per rendervi più facile la cosa, a parte che dopo possiamo anche darvi dei materiali, basta digitare EURES in qualsiasi motore di ricerca, Google. Il primo risultato è proprio il portale istituzionale di EURES, quindi non si sbaglia. Vai pure avanti, grazie. Vuoi chiedere ai ragazzi se l'hanno mai sentito? EURES. Non avete mai sentito parlare di EURES, però di qua forse sono davanti alle slide. Comunque ecco, adesso che lo conoscete lo potete cercare e velocemente lo troverete. Questa è una slide che vi mostra cosa trovate nel portale EURES e come può quindi il servizio aiutarvi nel vostro magari progetto di mobilità europea. Vedete che ci sono vari servizi, varie attività, adesso un po' alla volta alcune di queste le vediamo insieme. E ci sono quindi delle sezioni tematiche e poi delle notizie di approfondimento proprio all'interno della prima pagina dell'home page. Vai pure avanti, grazie Anna. Vedete, trovate sia informazioni sugli eventi e poi ve ne diamo una su un evento che accade proprio domani ed è organizzato dalla nostra rete italiana, e trovate anche, come un po' in tutti i portali di ricerca di lavoro, la possibilità di cercare e vedere attraverso dei filtri le offerte di lavoro pubblicate nel portale. Queste offerte di lavoro arrivano da tutti i paesi dell'Unione
dell'Unione Europea. Quindi ogni paese inserisce in questo portale le offerte dei propri datori di lavoro, che sono disponibili anche ad assumere persone o a inserire in tirocinio, anche visto che voi siete giovani, persone che arrivano dalla comunità europea, comunque magari non proprio dal paese del datore di lavoro. Vai pure avanti, grazie Anna. C'è una sezione molto importante soprattutto per chi si deve preparare a trasferirsi in un altro paese, che prevede di effettivamente conoscere e informarsi sulle condizioni di vita e lavoro di quel paese. Quindi voi vedrete che se entrate nel portale Eures, in questa sezione in particolare, c'è la possibilità per ogni paese europeo di capire un po' le condizioni di vita e lavoro. Cosa vuol dire? Anche semplicemente quanto costa fare la spesa in quel paese, quanto costa una stanza in affitto, un appartamento in affitto, quanto può essere costoso il trasporto se mi devo recare tutti i giorni al lavoro, e soprattutto vi danno anche delle informazioni molto pratiche su come fare ad attivare il servizio sanitario in caso di un'urgenza magari che mi succede in un altro paese. Come fare magari anche a trasferire i miei documenti, se sono validi i miei documenti, se ho la patente, se posso guidare in quel paese con la mia patente. Quindi cose molto pratiche ma utili prima di effettivamente cambiare e trasferirmi in quel paese. Un'altra cosa molto importante che voi trovate qui è quali qualifiche, quali professioni sono maggiormente ricercate nel paese dove voi volete trasferirvi, anche per capire quindi se poi nel motore di ricerca troverete tante o poche offerte che effettivamente vi interessano, perché se io appunto ho una qualifica poco richiesta in un altro paese e quindi che magari il paese non richiede al di fuori, effettivamente troverò anche poche offerte abbinate a quella qualifica. Ma se invece io ho una di quelle qualifiche che in quel paese, l'insegnante piuttosto che l'infermiere, è molto ricercato, troverò molte offerte con quelle caratteristiche e anche sarà più facile per me poter accedere quindi alle candidature ed essere scelto per poi avere un contratto, una proposta di contratto e trasferirmi. Molto importante perché abbiamo delle nozioni di mercato del lavoro di quel paese, quindi sappiamo poi di là cosa troviamo. Vai pure avanti, grazie. Ecco, la rete, come vi facevo vedere prima all'inizio, è composta da un sacco di operatori, circa 1000, se non più di 1000 in questo momento, sparsi per tutta l'Europa. Allora, cosa facciamo noi operatori per supportare voi che cercate un'esperienza di lavoro all'estero? Vi diamo informazioni soprattutto su come candidarsi alle offerte di lavoro, come fare una ricerca all'interno del portale o comunque in quel paese. Noi italiani siamo molto utili a persone che magari da fuori Italia cercano delle informazioni su come accedere al nostro mercato del lavoro. Per voi che siete italiani e vorreste magari fare una esperienza in un altro paese, questo servizio, questa pagina, questa sezione è molto importante perché qui trovate, cercando nella ricerca il paese che vi sta a cuore, dove vorreste effettivamente fare un'esperienza, trovate il nome e il cognome di tutti i consulenti Eures di quel paese, di quella regione, di quella città, addirittura con contanti mail, con le lingue che parla questo operatore, questo consulente Eures. Molte volte troviamo anche il contatto telefonico e ci si può rivolgere appunto a questi operatori per chiedere qualsiasi cosa che riguarda il trasferimento per lavoro nel suo paese e qualsiasi consiglio anche sulle candidature alle offerte di lavoro. C'è un servizio poi, come vedete, che è il servizio di chat, dove di solito il venerdì un operatore di molti paesi, non tutti, ma di molti paesi della rete Eures è a disposizione live in una chat. Quindi basta collegarsi nell'orario e nel giorno che voi vedete pubblicato in questa sezione della chat per fare delle domande molto veloci, dirette all'operatore che è lì proprio a vostra disposizione per qualsiasi dubbio.
Un dubbio ad esempio che viene spesso è che formato CV devo utilizzare per la candidatura in un altro paese. Ogni paese magari ha un formato di preferenza diverso. Quale lingua devo utilizzare per trovare e cercare lavoro nel tuo paese? Qualsiasi informazione, anche molto basilare, molto pratica, il consulente Eures in questa live chat o attraverso la mail ve la può dare. Andiamo avanti. Ecco, qua c'è una sezione molto importante che vi vorremmo anche far vedere proprio live sul portale, e adesso passerei la parola ad Anna che magari vi parla di questa cosa e poi magari riprendo un attimo io la parola soltanto per illustrarvi poi i lati social anche di Eures. A te, Anna. Facciamo un po' di cambio, così beve un po'. Allora, io chiederei alla regia, perché noi non siamo interattivi, ecco, velocissimo. Questo è il sito dello European Job Days. Allora, per me è uno degli strumenti tra i più efficaci. Praticamente in cosa consiste? Consiste in una fiera online del lavoro che viene organizzata dai vari paesi europei ed è tematica. C'è una giornata specifica in cui viene organizzata e in questa giornata avete la possibilità di seguire dei workshop, in questo caso webinar online, con tutta una serie di informazioni. Ieri per esempio noi eravamo qua in fiera e abbiamo seguito tutto il giorno la fiera online del Portogallo. In questa fiera online del Portogallo, per farvi qualche esempio, veniva presentato qualche esperienza di persone che si erano trasferiti in Portogallo, quali erano le difficoltà maggiori, c'era tutto un webinar sulla conoscenza della lingua del portoghese, come serve, cosa serve, come impararla. C'erano delle aziende che si sono presentate spiegando cosa fanno, che lavoratori cercano, quali sono i loro benefit, tutta una serie di informazioni. Quindi voi in una giornata come quella di ieri potete ottenere un sacco di informazioni rispetto a un paese dove vi piacerebbe magari andare, semplicemente non andandoci direttamente. Quindi vi dà un overview del paese e anche delle figure. Poi sono di fatto delle offerte reali, offerte per cui le aziende stanno cercando personale, sono disposte comunque a valutare candidati di altri paesi, perché nel momento in cui aderiscono a questo evento sono coscienti del fatto, infatti adesso sta andando giù, vedi Make It in Germany, questi sono, adesso quando è? Il 15 novembre, infatti questi sono eventi passati. Se la regia va un po' più su, vediamo, no, tornando indietro, grazie. Allora c'è Work in Denmark, che sarà il 5 dicembre. Con la freccetta vediamo se c'è quella dei prossimi giorni, questa freccetta qua, non so se mi vede, perché ce l'abbiamo qua dietro, tipo Grande Fratello. Vabbè, quella che vi volevo far vedere, ecco, per esempio, questo è proprio specifico, vi dico tematiche. Ogni tanto sono delle fiere online un po' più generali. Questa qua proprio Building Ireland's Future Career in Construction. Diciamo un settore che possiamo dire, io vi volevo far vedere questo di Eures Italy che sarà proprio domani e lo organizziamo noi direttamente come consulenti dell'Italia. Non c'è un settore specifico, ma sono tutte aziende italiane che sono interessate comunque a allargare i loro orizzonti, a essere un po' internazionali europee e quindi considerare candidature da tutti i paesi europei. Se voi entrate dentro trovate tutte le informazioni sul programma, vediamo se qua, allora c'è il programma, ve lo faccio vedere, eccolo qua, quindi domani partiamo alle 10, ci sono tutte le varie attività fino alle 3 di pomeriggio, ci sono le possibilità di chattare direttamente con le aziende. Questo viene presentato il Living and Working in Italy. Questo magari per voi è meno importante perché vorreste cercare all'estero, è per darvi un'idea di cosa facciamo noi e che quindi questo viene fatto anche dagli altri consulenti in tutta Europa. Secondo me è un bello strumento perché sono delle vere offerte concrete e la possibilità anche di prenotarvi degli slot e fare i colloqui direttamente. Quella che mi sentirei forse più di consigliare a voi è una fiera online del lavoro che solitamente, spero verrà organizzata anche quest'anno, è a marzo e si chiama Seize the Summer.
che vuol dire seize the summer, cogli l'estate, e riguarda tutti i paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo e che cercano lavoratori per l'estate. Quindi abbiamo Grecia, Cipro, Spagna, Italia, Francia, e quindi avete la possibilità di partecipare a questa fiera online, di fare dei colloqui direttamente prenotandovi gli slot se disponibili, o di inviare una semplice candidatura se avete voglia di fare un'esperienza estiva. Voi che magari, vabbè, adesso siete in quinta, il prossimo anno deciderete del vostro futuro e cosa volete fare, però può anche essere un'esperienza a breve termine che può aiutarvi a capire meglio quali sono le vostre ambizioni e aspirazioni. Quindi controllate, perché ci sono vari eventi appunto sulla Danimarca, sui vari paesi, e può essere un modo anche per capire meglio se è un paese che fa il caso vostro, soprattutto anche a livello professionale. Altro da aggiungere sull'employers? Io direi che comunque, anche se si tratta di soprattutto aziende italiane che stanno appunto cercando personale anche dall'estero, ma direi magari domani, se avete mezz'ora, fateci un giro in questa piattaforma, guardate cosa succede live durante un evento del genere, perché comunque può essere interessante anche proprio capire cosa stanno chiedendo le aziende, che requisiti, anche guardando le offerte di lavoro, possono essere interessanti, e vi fate un po', cominciate a farvi la cultura della ricerca del lavoro, che effettivamente è una cosa molto importante, soprattutto dopo i percorsi di studi, ma che arriva quel momento, bisogna prepararsi, e quindi più ne sappiamo, più siamo preparati quando sarà il momento, più saremo avvantaggiati e magari ci sarà facile muoverci nel mondo del lavoro. Riprendo l'ultima parte che io faccio adesso della presentazione, quella che mi mancava prima di dare la parola di nuovo ad Anna, sui social. Cioè Eures si trova naturalmente in vari portali, ci sono delle pagine naturalmente sul portale ANPAL, perché è il nostro servizio che ci coordina a livello nazionale, quindi c'è una pagina di ANPAL che effettivamente vi riporta al nostro portale e riporta tutte le news effettivamente di quel momento, i reclutamenti che stiamo organizzando a livello europeo con appunto le collaborazioni con gli altri consulenti dell'Europa, vi riporta appunto anche eventi come quello di domani, l'Employers Day, e comunque anche tutta una serie di informazioni che vi possono essere utili e che rimandano proprio alla mobilità europea. Poi abbiamo voi che siete sicuramente molto più social di noi perché siete giovanissimi, abbiamo una pagina su Facebook e quello è il QR, insomma, per poi accedervi, si chiama Eures Italy. Abbiamo poi una pagina su ex Twitter che adesso si chiama X, anche qui postiamo tutte le news del momento, come vedete c'è l'Employers Day in home page in questo momento. Poi abbiamo, ricordare, una pagina a livello regionale, perché come vi dicevo all'inizio i servizi all'impiego in Italia appartengono insomma alla gestione regionale in questo momento. Noi siamo effettivamente delle dipendenti di Veneto Lavoro, che è l'agenzia che a livello regionale gestisce i servizi all'impiego, e abbiamo un portale come Regione Veneto e Veneto Lavoro che è Click Lavoro Veneto. In questo portale, oltre ad esserci tutte le informazioni sui centri per l'impiego del Veneto, c'è una pagina riservata a noi del servizio Eures, che vi rimanda al portale, vi rimanda ai nostri contatti diretti, e quindi qualsiasi informazione potete trovarla comunque in questa pagina di Click Lavoro Veneto. Poi abbiamo sempre a livello regionale anche una pagina Facebook che si chiama Eures Veneto, e magari se la vedete in questi giorni sono caricate anche proprio magari delle cose successe all'interno di questo salone, e raccontiamo un po' attraverso le foto, attraverso insomma un po' di cose, anche quello che sta succedendo in questo momento. E poi abbiamo l'ultima, anche noi come Eures Veneto, la pagina su X, Twitter.
Ecco, adesso io la parte generica su Eures l'ho terminata. Se avete domande però fatemele pure tranquillamente, anche domande molto semplici, banali. Se non le avete, ci volete pensare, siete timidi, casomai ne riparliamo dopo, allora lascio la parola intanto a Anna che vi parla di un programma veramente, veramente importante per i giovani che di solito hanno pochi soldini per trasferirsi in altri paesi e quindi che prevede dei finanziamenti, dei benefit per lo spostamento della persona da un paese all'altro. Lascio la parola di nuovo a Anna. Grazie Jessica. Ma intanto la provo qua, vediamo. Aiuto, devo modulare. Non so quanti ragazzi avranno Facebook. Vista la giovane età, mi sa che loro sono più da Instagram o altro che noi non conosciamo. Vabbè, comunque anche qualcosa su Instagram c'è, però è più che altro Facebook. Esatto. In ogni caso, anche su Click Lavoro Veneto potete cercare i nostri contatti come consulenti Eures in Veneto e potete contattarci e poi possiamo avere un colloquio un po' più approfondito se siete interessati a questo programma. Quando volete. Facciamo col... Vengo io, tu stai qua, faccio io la... Grazie. E a me vengono, cioè io sono curiosa, mi metto nei panni loro, fossi io, mi piacerebbe intanto vedere concretamente. Devo allontanarmi? Grazie. Intanto vorrei vedere delle proposte, se ci potete far visualizzare degli esempi concreti. Esempio, volessi io, finita la maturità, essere uno di loro e cercare lavoro in Germania, magari nel settore turistico, vedere cosa c'è. Questa è la prima cosa. Poi, che tipo di proposte concretamente vengono inserite? Serie o gli soliti stage che siamo stufi, arcistufi di stage? Vorremmo lavorare per essere pagati? Ci sono queste cose o è la solita delusione? Poi, che tipo di persone, in base alla vostra esperienza, in Italia quantomeno, in questa zona, cercano, attingono, trovano in Eures? Ragazzi della loro età, laureati? Cioè sono troppo giovani loro? O è giusto cominciare già alla loro età a cercare? È più facile, più serio, più affidabile cercare o trovare proposte serie e concrete nel nord Europa? Ecco, questi sono un po' i dubbi che ho io. Allora, cosa iniziamo? Allora, io inizio nel dire per le offerte concrete purtroppo siamo poco interattivi, se no effettivamente nella nostra presentazione avremmo aperto anche il sito Eures. Allora, sicuramente le offerte che trovate all'interno di European Job Days, fra l'altro mi è venuta in mente una cosa da aggiungere: nel momento in cui voi vi registrate, fate il login, vi dovete registrare anche ai vari eventi, quindi nel momento in cui siete interessati a un evento particolare sicuramente poi vi vengono gli alert, potete fare le ricerche delle offerte di lavoro. Mi piacerebbe farvele vedere, lui effettivamente Find a Job, questo qua sono offerte dell'Italia nostre che abbiamo inserito, sono aziende e offerte concrete con vari profili professionali, cioè quindi dal giovane che cerca la prima esperienza a la persona che ha il master. Io ho inserito un'offerta l'altro giorno, proprio cercano un staff developer con ingegneria, laurea in ingegneria, master, esperienza, quindi di vario tipo. Nel turismo secondo me ce ne sono tante di offerte, non necessariamente solo nel nord Europa, ma il nord Europa cerca spesso, e il vantaggio del nord Europa è che si può andare anche con la conoscenza della lingua inglese, cioè non tutti immagino sappiano il danese, svedese e finlandese, quindi noi per esempio abbiamo anche delle offerte della Finlandia per andare a lavorare in Lapponia, perché cercano, come cerchiamo noi in Italia nell'ambito turistico, cercano tanto anche nel nord Europa e anche in Germania. In Germania però il tedesco te lo richiedono. Magari nei paesi scandinavi e Olanda
almeno come primo approccio e per determinati lavori, si può andare con l'inglese. Altro paese che non viene considerato spesso, ma che con l'inglese puoi andare, è Malta e l'Irlanda. Quindi insomma, ma ci sono anche, per esempio, una fiera online che a me ha incuriosito tanto, è per andare a raccogliere i fiori in Olanda. Quindi anche lavori un po' così che ti fanno fare un'esperienza particolare. E ti fanno però nello stesso tempo ti fanno imparare, sviluppare insomma la tua conoscenza della lingua, perché è logico che impararla qui, noi siamo persone che hanno fatto il linguistico, è un'altra cosa impararla qua tra i banchi e poi vivere effettivamente delle esperienze nel paese, cioè ti arricchisce tanto sicuramente a livello personale, ma a livello proprio di fluidità della lingua, insomma, quindi spesso manca questo magari nelle scuole e si completa con l'esperienza o più esperienze all'estero, effettivamente. Sempre per capire offerte concrete, se vedete sempre negli European Online Job Days, potete vedere anche i past events, quindi gli eventi ormai già trascorsi, le trovate veramente già le offerte. Io uno spunto che trovo anche interessante è quello di andare a vedere poi gli employers, proprio le aziende che inseriscono, perché ti danno un'idea, poi molto spesso c'è il link alla loro pagina e quindi uno può entrare, vedere Work With Us, insomma ci sono tante informazioni e secondo me viene fatta un po' una selezione sulle aziende che sono comunque disponibili a dare alloggio e comunque un po' più aperte a accogliere persone da fuori. Quindi la Svizzera c'è, anche se non è un paese dell'Unione Europea, però fa parte comunque della rete Eures perché ha scelto di essere all'interno del portale della rete, quindi ci sono degli operatori, dei consulenti Eures anche per la Svizzera e ci sono anche le offerte della Svizzera. Io non so se è possibile chiedere alla regia proprio di entrare nel portale Eures. Non gliel'ho dato. Ma basta digitare Eures su Google, il primo risultato sarebbe proprio il portale di Eures, perché effettivamente se possiamo farvi vedere la sezione in cui si parla di offerte di lavoro e dove sono inserite, potete vedere anche i numeri delle offerte per paese, ci sono una serie di filtri che vi aiutano anche a fare effettivamente una ricerca mirata, quindi ci sono filtri per paese naturalmente, ci sono filtri per parole chiave che magari riguardano la qualifica, il settore che vi interessa, grazie alla regia che vedo che sta lavorando sulla nostra richiesta. Ci sono poi anche i tipi di contratti, quindi ci sono dei filtri per vedere ad esempio solo i contratti a termine, se io sono interessata a lavorare ad esempio solo a, non so, d'estate, ci sono dei filtri su... Scusa Jessica, ti interrompo, puoi cliccare sulla pagina principale di Eures proprio sì, per quella, entrare? Sì. Ecco. Eccola qua. Qua praticamente abbiamo l'home page e se va un attimo sotto la regia, lavorare ovunque in Europa, trova un lavoro bravissimo lì. Ecco, qui scorra pure verso il basso che si vede almeno anche poi ecco, la divisione per luogo delle offerte inserite nel portale. Quindi vedete che effettivamente per alcuni paesi sono veramente tanto alte. Poi tenete conto che effettivamente queste offerte di lavoro comprendono sia quelle effettivamente di datori di lavoro tedeschi che cercano al di fuori del proprio confine, ma ci sono anche offerte effettivamente solo per tedeschi, quindi va comunque poi fatto un'ulteriore scrematura e nei filtri è presente la possibilità di farla. Io gli suggerirei di entrare in Islanda, ne abbiamo 23. 23, visto che sono poche, che così magari diamo un'occhiata proprio a come sono inserite le offerte. Vedete che praticamente voi a sinistra avete la possibilità di mettere i filtri e quindi quello che vi dicevo prima, c'è la possibilità di scegliere il contrassegno Eures, cioè quelle che hanno le offerte che hanno il contrassegno Eures vuol dire che sono effettivamente datori di lavoro che prendono in considerazione le candidature che arrivano da fuori nazione. Quindi effettivamente se voi volete fare un'esperienza in Islanda vi consigliamo di selezionare quelle con il contrassegno Eures. Poi in effetti ci sono altri filtri su Mostra tutti i filtri che vi aiutano magari a cercare un settore
settore specifico o offerte con un certo titolo di studio, un livello di istruzione particolare, dell'esperienza professionale, i tipi di contratto che vengono offerti, come vi dicevo prima, un contratto temporaneo, un contratto a chiamata, stagionale, indeterminato, internship, c'è un po' di tutto. Voi come vedete poi, invece ritornando su, trovate un elenco di offerte di lavoro. Queste a destra sono offerte di lavoro. Entrandoci in ognuna potete vedere i requisiti, la lingua con cui sono postate le offerte di lavoro, che è molto indicativa, perché se l'offerta è postata in inglese vuol dire che la candidatura può essere anche fatta in inglese, anche se siamo in Islanda in questo caso, e quindi mi dice già molto di questa offerta di lavoro. Mi dice poi tutti i requisiti, che lingua devo conoscere oltre all'inglese naturalmente, che mi fa leggere l'offerta e candidare, se effettivamente quali mansioni devo fare all'interno di questo profilo per il datore di lavoro, e c'è, cosa importantissima, la modalità per inviare l'application. Quindi noi vediamo una mail in questo caso da utilizzare quando effettivamente abbiamo letto attentamente l'offerta di lavoro e abbiamo visto che abbiamo i requisiti o gran parte dei requisiti. Dobbiamo naturalmente a questo punto aver preparato un CV e una lettera di presentazione in inglese, almeno in inglese, e inviarla attraverso questa modalità che il datore chiede in questa offerta di lavoro. Quindi concretamente voi trovate proprio delle offerte di lavoro naturalmente che sono tutte tra virgolette verificate, perché arrivano tramite il servizio pubblico all'impiego di quel paese. È questa la garanzia. Cerchiamo quindi una per manicure che sappia anche un po' di vietnamita. No, sì. Secondo me è sempre molto carino guardare le offerte, così sì. Ti apre comunque tante opportunità. Io lo dico ai ragazzi adesso, veramente ne avete tante, forse ogni tanto troppe che ci si rischia un po' di perdere, però è bello poter avere le opportunità che avete voi e prenderle in considerazione, no? All'estero. Sì, certo. Ma poi, in generale, poi comunque... noi proveniamo dai centri per l'impiego, quindi alla fine noi trattiamo anche, tra l'altro siamo 2 account manager, quindi noi trattiamo le ricerche di personale del nostro territorio, tra l'altro. Quindi parliamo tutti i giorni con le aziende dei vostri territori che ricercano personale. Per questo Anna vi diceva che voi tante volte avete anche troppe opportunità, perché noi sappiamo che le aziende in questo momento stanno cercando tantissimo i giovani. Naturalmente le cercano i giovani con alcune propensioni, con alcune caratteristiche per alcuni lavori, e imparare che cos'è il mercato del lavoro è questo: capire cosa vogliono le aziende, se ho i requisiti che l'azienda vuole, se non li ho cercare appunto magari una modalità per compensare questa mia mancanza ed essere effettivamente inserito poi da quell'azienda che magari mi piace tanto, è del mio territorio e che sta cercando proprio quella cosa lì, quel profilo lì. Siccome il tempo stringe, vi volevo presentare un ultimo progetto, quindi tornerei alla presentazione. Ringrazio la regia, offriremo un caffè per tutto questo supporto e torno qua. Allora io vi presento brevemente questo progetto che è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e si chiama Targeted Mobility Scheme, quindi un schema di un progetto di mobilità mirato. E in cosa consiste? Allora, intanto a cercare di promuovere il più possibile la libera circolazione in Europa, che è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei, e quindi la possibilità di trasferirsi in un altro Stato dell'Unione Europea tranquillamente. E lo scopo della rete EURES, io adesso cerco di andare veloce perché tanti temi li abbiamo... Finisco subito e poi la domanda... C'è spazio, sicuramente, allora vado veloce. Allora, non mi dilungo troppo sullo scopo di EURES perché l'abbiamo già affrontato. La mobilità professionale in Europa, cosa vi porta? Sicuramente crescita e arricchimento personale e professionale, imparare e perfezionare una nuova lingua, mettersi un po' alla prova e quindi uscire dalla propria comfort zone, e in questo modo veramente le vostre competenze, soprattutto quelle trasversali, traggono grande vantaggio, e lanciarsi in una prima esperienza lavorativa o cambiare percorso professionale.
contribuire, adesso qua è scritto un po' male, ma comunque contribuire in qualche modo anche alla cittadinanza europea. Io adesso non so come lo pensate voi, a me è capitato spesso sia di sentire persone, ma anche personalmente, che quando vai fuori dall'Europa effettivamente, nonostante le differenze tra Francia e Spagna, ci si sente europee, ci sono determinate caratteristiche che sicuramente ci contraddistinguono, poi ovviamente nella bellezza della diversità. Allora, il programma EURES è un programma praticamente di finanziamento, cioè nel momento in cui voi andate all'estero utilizzando e registrandovi all'interno di questo portale che si chiama EURES Targeted Mobility Scheme, avete la possibilità di usufruire di benefici finanziari. Quali sono? No, prima vi dico, l'obiettivo principale è quello che ci sia una mobilità equa, quindi nel rispetto dei diritti del lavoro, della previdenza sociale, su un sistema trasparente in cui vengono comunque condivisi i posti europei di disponibilità nei vari stati. Come partecipare? Allora, bisogna avere 18 anni, ma se siete in quinta dovreste averli tutti. Essere cittadini europei o anche Islanda e Norvegia, essere delle persone che cercano lavoro e disponibili a trasferirsi, disoccupati, non è necessaria alcuna esperienza lavorativa precedente. Le aziende possono essere organizzazioni profit, non profit, però devono avere ovviamente una residenza nell'Unione Europea o negli altri 2 paesi e non è stato definito un settore economico particolare, però c'è un focus sulle piccole e medie imprese, quindi quelle aziende che sono sotto i 250 abitanti. Non rientrano in questo progetto le istituzioni europee, quindi non so, la Commissione, l'Unione Europea o altre organizzazioni che vengono finanziate principalmente con dei fondi europei. Vengono considerati i vari contratti, anche dei tirocini, ogni tanto vengono offerti dei tirocini, però per esempio proprio all'interno di questo progetto, nel momento che una persona accetta un tirocinio in un altro stato, ha la possibilità di avere un contributo extra. Praticamente, mettiamo che noi abbiamo un ragazzo che è andato in Spagna e ha accettato un lavoro, ha fatto richiesta di questo extra per il tirocinio, praticamente quello che lui avrebbe percepito come dipendente, la differenza tra il tirocinio e la paga del dipendente viene pagata tramite questo progetto, quindi lui alla fine ha la paga come un lavoratore, quindi assolutamente, perché nel momento in cui ci si trasferisce ovviamente si è soli, bisogna pagare l'affitto, bisogna affrontare tante spese ed è giusto essere retribuiti e questo è un progetto che aiuta. Non vengono invece prese in considerazione la mobilità di ritorno, che non so se sapete cos'è, ma sono quelle persone che sono andate all'estero, quegli italiani che sono andati all'estero e che hanno adesso desiderio di ritornare, che comunque però hanno dei benefit fiscali tramite altre modalità. Non vengono prese in considerazione offerte non conformi alla normativa nazionale o tirocini per esempio curriculari o non pagati, non retribuiti, cioè quindi se c'è un tirocinio gratis non rientra sicuramente in questo progetto. Per avere informazioni, allora adesso qui non abbiamo approfondito tantissimo perché noi fino al 14 settembre avevamo questo progetto proprio gestito direttamente dall'ANPAL e dall'Italia. Si è concluso e praticamente stiamo aspettando la il nuovo finanziamento. In questo momento però viene proposto dalla Svezia e dalla Germania. Però non vuol dire che uno deve essere svedese o deve andare necessariamente in Svezia, così come non deve essere tedesco o andare in Germania, perché sono dei progetti che promuovono la mobilità circolare europea, quindi se voi avete il desiderio di andare all'estero vi potete comunque iscrivere, registrare e cercare le offerte all'interno dei loro portali per poi verificare se avete diritto a dei benefit. E indipendentemente poi dallo stato in cui andate, cioè potreste anche essere un italiano che va in Spagna, un francese che va in Slovacchia, insomma, quindi in qualsiasi stato europeo. Ovviamente poi ci sono determinati criteri che devono essere rispettati. Quindi se poi siete interessati o anche se avete dei contatti con un'azienda che già conoscete e che vi vuole fare un colloquio, se l'azienda si registra, voi vi registrate per esempio per andare a fare il colloquio di lavoro. Mettiamo che dovete andare a fare un colloquio a Berlino,
potete registrarvi su questo progetto e parte delle spese per andare a fare il colloquio vengono poi rimborsate tramite questo progetto, quindi poi è sempre un po' da verificare se l'azienda è in linea, se la proposta, insomma sono tanti requisiti, quindi io vi consiglio assolutamente, se avete in mente di intraprendere questo percorso, fare questa esperienza, di contattare un consulente per tenere sempre a mente queste possibilità. Per farvi qualche esempio sui benefit del progetto, appunto il rimborso del colloquio, delle spese di viaggio, la possibilità di seguire dei corsi di lingua, quindi ok, andate in Svezia, serve solo l'inglese, però una base di svedese vi può servire, quindi avete la possibilità di seguire dei corsi online prima di partire, la possibilità di avere l'integrazione nel caso di un tirocinio. E adesso mi viene in mente altro, mi sembrano fossero questi sono i principali. Poi ogni progetto ha delle sue caratteristiche specifiche, quindi è meglio poi verificare caso per caso. Io direi che ho detto tutto. Sì, ecco, di questo progetto trovate comunque l'icona in home page di Eures, quindi voi troverete Target Mobility Scheme, entrando dentro poi trovate anche effettivamente quali progetti sono attivi, come diceva Anna, Svezia e Germania, e quindi il link alle loro piattaforme. E invece qui c'è il link il progetto che abbiamo finanziato noi come Italia, e trovate anche magari testimonial di esperienze, trovate informazioni su quello che è stato fatto, così vi può dare qualche spunto. Io lascerei spazio alla domanda. Domande, noi avremo finito perché appunto siamo dentro i 3/4. Allora, noi dovevamo presentare al massimo fino alle 11:45, ma se ci sono domande siamo qui a disposizione, io direi, tanto comunque se volete state qui. No, la mia domanda era rivolta a loro in realtà. Ok. Perché Facciamo io le li domande. conosco da poco, da quest'anno. Ah. E li conosco da poco e non ho ancora percepito quanto spirito di intraprendenza hanno o che idee hanno per il post diploma, se qualcuno dentro il proprio cuore sente battere la motivazione, la voglia, la curiosità di espandersi oltre Alpe o a sud. Mi piacerebbe saperlo. E mi piacerebbe sapere se vedere un qualcosa del genere vi può aver aperto qualche piccolo nuovo orizzonte. Ecco, vorrei sapere da voi come la pensate, se c'è qualcuno che in fondo pensa sì, in realtà ci ho sempre pensato, in realtà mi piacerebbe, ma non so come fare, non ho mai pensato a come poter fare. Ecco, vorrei sentire le vostre voci, vorrei sentirvi parlare. A chi lo chiediamo? Qualcuno vuole parlare? Fate i timidi? Nessuno ha fatto esperienza all'estero? Anche sì, però come corsi? Erasmus? Okay. Invece lavoro? Era lavoro? E cosa avete fatto? Abbiamo lavorato o in hotel, alcuni, la maggior parte in hotel, a Siviglia, altri invece sono andati a Creta. E poi parlo per me e per altri, siamo andati con il MOVE in Irlanda, a Dublino. Però quello era un semplice corso di lingua. Lo rifaresti? Sì, io lo rifarei. Allora abbiamo trovato una persona che rifarebbe l'esperienza e quindi interessata ad uscire. Però l'esperienza Erasmus era in un paese, cosa hai detto, o Siviglia o Creta, avevate scelto voi quei paesi, ok? Ma non vi hanno pagato, ovvero eravate spesati di tutto, però non avete provato il senso del lavoro, del guadagnare, del vivere per conto mio. Questo tipo di esperienza è un'altra cosa ancora, no? Sì, è molto più era ampia. questo che io volevo capire, se dentro di voi ci avete mai pensato una cosa del genere. Nessuno? Sì, dai, sentiamo le vostre voci. Cioè, io ci ho pensato, ma ci penso da tanto e io non vorrei rimanere in Italia in realtà. Cioè, io vorrei andare all'estero
per quanto riguarda il lavoro. Bene. Magari o in Spagna, e allora mi è indifferente qualsiasi parte della Spagna. Ho pensato anche all'America, però anche paesi nordici, ad esempio andare in Olanda o così là. E ti eri mai posta il problema di come cercare il lavoro lì? E che risposte ti eri data? No, in realtà rimandavo, ma perché ero piccola e quindi non ci ho pensato ovviamente. E all'inizio pensavo ad esempio di fare un anno una ragazza alla pari per vedere poi come orientarmi, e poi da là mi sarei posto il problema. Bene. Adesso abbiamo uno strumento in più. Sì. Possiamo verificare se funziona veramente. Ecco, se no poi appunto. andiamo a trovare loro e diciamo: "Ma com'è aspettiamo i questa cosa?" feedback, Esatto. allora. Qualcun altro vuole dirci? Tutti gli altri o non si sono posti il problema e dicono siamo concentrati sullo studio e sulla maturità, Ma anche poi solo ci di penseremo? fare la stagione all'estero, nessuno ci ha pensato? Qualcuno ci ha pensato? Sì. Dopo la maturità mi piacerebbe lavorare un tot di mesi all'estero? Dai Joel. No, io in realtà, il mio obiettivo era quello di trasferirmi e poi pensare dopo a trovare un lavoro. Ok. Stiamo sforando, vero? Finisco. Però dopo, grazie a questo, magari ho un'opportunità più sicura, che so che ho un lavoro andando là. Però il mio obiettivo sarebbe stato più il Sud America. Però magari inizio più con l'Europa, così è più tranquillo, e poi dopo Sì. basta. Benissimo. Allora in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie mille a voi. Grazie, gentilissimi. Grazie. Grazie.